intanto benvenuti a tutti, pensavo di poter tornare a casa per mettermi una giacca perché il consesso prevedeva la giacca, ma non ho fatto in tempo perché da factotum non si riesce a fare tutto, no? Allora, benvenuti, questo incontro verrà ripreso da link video e poi lo mettiamo su YouTube completamente, quindi per tutti quelli che mi hanno scritto che non potevano venire, che mi rendo conto anche perché l'ora è un'ora un po' di lavoro, diciamo, no? Poi dopo potranno vederlo e così via. Allora, mi conoscete rapidissimamente, questo che presentiamo oggi non è il primo libro sulle banche, purtroppo è il settimo, fatti i conti l'altra notte. Il primo, faccio solo un piccolo quiz, il primo è stato questo qui, Vicenza, la città sbancata, che molti di voi lo ricorderanno, che è stato il libro con cui è uscito nel 1916 mi sembra, che non è stato scritto... 2016? Sì, 2016, sì. Hai detto 1916. Ho 73 anni quasi, ti ringrazio molto. In coincidenza con le Strafe Expedition. Ma io, ecco, cioè. senatore Zanettini, lei è il mio mentore, anche lei è onorevole, qui poi allora, dicevo, questo qui non è un libro che hanno scritto molti colleghi miei, diciamo così, che hanno scritto i libri sulle banche dopo che sono fallite. Questa è la raccolta di articoli che noi abbiamo scritto dall'11 agosto 2010, passo passo, man mano che rilevavamo delle anomalie documentate, non ipotesi, sulla Banca Popolare di Vicenza in particolare, un po' anche su Veneto Banca, ma lì abbiamo la nostra teoria, abbiamo pubblicato questi articoli. Li abbiamo raccolti in un libro, quindi infatti il titolo è quello che dovevi sapere, sottotitolo, quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, noi lo abbiamo scritto da sempre, perché i miei colleghi a volte scrivono le cose dopo, e dopo siamo tutti bravi a... Il secondo libro è, non sappiamo ancora, è questo qui, non sappiamo poi, non è questo l'argomento, abbiamo scritto sulla causa per l'azione di responsabilità che la liquidazione della Banca Popolare di Vicenza aveva intrapreso, intentato al Zonin, di questo non sappiamo niente, non so se, ma non è questo l'argomento, comunque la liquidazione intentò causa per responsabilità a tutti i membri del Consiglio di amministrazione. No, è ancora pendente. È ancora pendente e penderà fino alla fine perché sappiamo. Poi mi sono permesso, siccome mi aveva convocato la commissione d'inchiesta regionale sulle banche, fui invitato come unico giornalista, io sono un po', qui sono presenti anche chi ha partecipato a commissioni nazionali, sono un po', a volte le commissioni parlamentari hanno dei poteri molto più ampi e possono fare qualcosa, quelle regionali ben vengano perché aprono un po', squarciano il velo. Ci fu una commissione d'inchiesta regionale sulle banche, fui invitato come unico giornalista a fare un rapporto su come si era comportata la stampa locale nel raccontare quello che stava avvenendo per Banca Popolare di Vicenza. Io ho raccolto in un libro, non vi sto a raccontare che 3 giorni prima hanno cercato di impedirlo quell'incontro, comunque sia, è stato fatto poi alla fine, come documento che sta agli atti della commissione regionale, è una scelta, come è stata una scelta il nostro, gli articoli che nello stesso periodo scriveva il giornale di Vicenza sullo stesso argomento. Penso che sia sintomatico uno che nel 2015 scriveva non è questo certo il momento di vendere, comprate insomma. Poi un argomento parallelo, Fondazione Eroi, di cui ancora se ne parla, il buco della Fondazione Eroi che presiedeva Zonin e che ne è diventato un po' il suo salotto buono, che ha un buco perché tutti il suo cash l'ha investito in azioni della banca, più ha comprato immobili, il Cinema Corso, che poi chi sta in consiglio comunale sapete ancora non riescono a venderla e così via. Quindi è una storia un po' lunga, forse capite anche perché spesso vado in tribunale, non ad ascoltare ma a subire. Poi c'è la cronaca del processo, il primo grado, tutte 117 se ricordo bene le udienze, con tutti i video e così via, mi ci sono ammalato. Questo qui è fatto insieme al professor Bettioli, giusto? Esatto. Poi presento anche le persone, devo presentare prima loro, mi scuso. Poi il secondo l'abbiamo fatto un po' più tenue, insieme a Bettiol, insieme all'avvocato Cavallari, che è il responsabile, il professor Bettiol, è stato anche docente di procedura penale a Padova e tuttora esercita la professione di avvocato, mentre l'avvocato Cavallari è responsabile regionale di ADUSBEF Veneto. Questo libro è stato scritto ci sono capitoli in cui sono divulgativi, ma molto è tecnica ed è cronaca anche dell'udienza. È stato scritto, io ho un po' coordinato più che altro, però ho scritto con il professor Bettiol, l'avvocato Cavallari e l'avvocato Marina Bertocco, sempre di ADUSBEF Veneto. E questo invece è il libro che presentiamo oggi,
che è BPV e Veneto Banca, storia dei fallimenti, la farsa degli indennizzi, il sistema intoccabile. Questo è un libro, come vedete, da 100 pagine, 96 in effetti, a parte le copertine, che dovrebbe un po' spiegare anche non soltanto a tecnici, perché i tecnici questa questione, vedo anche altri avvocati qui presenti, la conoscono bene, però i giovani magari possono conoscerlo, oppure anche alcuni soci, e di questo libro parliamo oggi. Ho chiesto supporto al dottor Giovanni Schiavon, che lo presento come ex presidente del tribunale anche di Treviso, ma anche altre qualifiche, poi ce le racconto. Il buon senatore Zanettin mi ha ripreso perché mi ha aggiunto gli altri, ma le conoscono. Che quando si è alla fine della carriera, Sì. fra le varie cariche si cita la più importante. Ma io sono ignorante, quindi ignoro. È stato capo dell'ispettorato. No, nel suo Ministero curriculum c'è scritto, della però Giustizia. è più facile spiegare che fu stato presidente del tribunale e l'ho convocato in modo che perlomeno in questa corte io forse verrò assolto, perlomeno in questa corte. E anche collaboratore, dai. Anche scrive parecchi articoli sul nostro giornale. Lo stesso l'avvocato Cavallari, lo stesso il professor Bettiol, Zanettin e Cappelletti spesso sono ospiti nostri e sono tra i pochi, se non tra gli unici, che rispondono tipicamente alle domande che facciamo. Ultimo cappello, abbiamo invitato per oggi tutti i parlamentari vicentini, sia parlamentari del Parlamento italiano, sia europarlamentari, tutti hanno risposto scusandoci, a ragione, perché chi è in viaggio, chi ha altre cose. Mi dispiace che nessun parlamentare della Lega abbia addirittura rispondono sempre, questa volta neanche hanno risposto all'invito, e nessuno di Fratelli d'Italia. Lo devo dire perché... Consiglieri sì, però. No, ho detto parlamentari, perché dovevo prima, siccome è una questione anche nazionale, quindi dicevo questo qui. Però comunque sia, il dottor Schiavon modererà l'incontro, perché se lo modero io non finiamo più, e lascio la parola direttamente a lui. Grazie Gercoviello, buonasera a tutti quanti. Faccio una precisazione, la carica alla quale si riferiva il senatore Zanettin, io sono stato capo dell'ispettorato al Ministero della Giustizia, non quando c'era Nordio, all'epoca dei Castelli, scusi, Non apriamo la parentesi. non sono riuscito a resistere alla tentazione di nominare l'attuale ministro, mio anche ex amico. Comunque, sì, Non divaghiamo, se no poi facciamo peggio di me. Facciamo, io vorrei anche spiegare perché non condivido. Nella seconda parte, nel dibattito. Non condivido tante delle sue posizioni. A parte questo, voglio dire, il direttore Coviello mi ha chiesto di fare un po' da moderatore, da coordinatore. Io voglio fare una premessa perché sono stato anche il primo a fondare, vero Patrizio? A fondare un'associazione di cui parla lui, poi dopo ci diamo un'associazione a tutela dei suoi. Poi noi ci siamo fermati, non ho tempo per spiegare perché, però insomma volevamo dare per noi la cosa era gravissima, è stata una cosa molto grave. Il fallimento della Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza ha comportato danni molti più che non la Parmalat, tanto per dire, è stato lo scandalo finanziario del dopoguerra più grave, ha coinvolto più di 210.000 azionisti, soci, risparmiatori. Faccio presente che la gravità della cosa, proprio del disastro, deriva anche dal fatto che io mi riferisco soprattutto alla Veneto Banca, sono di Montebelluna, ero anch'io risparmiatore e azionista, socio della Veneto Banca, ho fatto anche per un breve qualche mese il vicepresidente della Veneto Banca e ho creduto di capire un po' i meccanismi del disastro. Per questo abbiamo fondato l'associazione e ritengo che io personalmente l'ho detto, l'ho scritto, i veri responsabili del gravissimo disastro non siano mai seduti sul banco degli imputati. Io credo che il disastro finanziario sia soprattutto al di là di possibili anche mancanze e anche gravi di malagestio
dei singoli consigli di amministrazione, io credo che soprattutto sia stata espressione di carenze e gravi défaillance del sistema bancario e finanziario italiano ed europeo. Voglio anzitutto ricordare, ne parlavo prima con Patrizio Miatello, questo signore qui, questo signore l'associazione Zino Daunara, una delle associazioni molto che importante per... che ha ottenuto risultati in termini di indennizzi, Scusa, di cui si abbiamo invitato tutte le associazioni dei risparmiatori. Di cui si parlerà anche. Dunque, volevo dire, non dimentichiamo che a monte di tutto questo sta una decisione, per esempio, della Commissione europea, allora presieduta dalla Margrethe Vestager, che ha negato per Tercas, la popolare, la Cassa di risparmio di Teramo, ha negato l'intervento del fondo di tutela interbancario, dicendo che era un aiuto di Stato, come tale vietato dalla normativa europea. Tercas, che è stata poi affiliata alla Popolare di Bari, dove è andato Carrus, il nostro direttore generale scusi, ma io a volte esco con ricordi infausti, sì, molto tristi. Comunque Carus è stato amministratore delegato di Veneto Banca nella fase in cui direttore generale nella risanarla e poi si è visto come l'ha risanata. Sì, esattamente. Come Iorio qui a Vicenza. Comunque, voglio dire, perché ho citato il caso Tercas? Perché è stato il primo caso molto grave di una catena di gravi errori che derivano dal sistema e che ha portato al fallimento, nessuno avrebbe detto, banche che secondo me, secondo i calcoli economici e secondo le notizie, la nozione di insolvenza, secondo me non avevano neppure la connotazione dello stato di insolvenza, che poi gli hanno attribuito artificialmente. Ora, dichiarare il fallimento in assenza dello stato di insolvenza è un po' dura, credo, vero senatore Zanti? Allora, dirò anche io alcune no, ma considerazioni. detto questo, questo è un fondamentale. Secondo me tecnicamente non c'era lo stato di Possiamo andare insolvenza. un po'... Però quello... No, molto velocemente. Dicevo, Tercas è stata, la Commissione europea ha negato l'intervento del fondo, dicendo che era un aiuto di Stato, dimenticando che il fondo era un consorzio di banche e di Stato non aveva niente. Difatti il caso ha riguardato solo Tercas, però è stato l'inizio di un disastro, perché ha portato poi a un grandissimo scompiglio nel mondo delle banche e sono saltate, guarda caso, Carichieti, Cariferrara, la Etruria e altre. Cassamarche. Improvvisamente, tutte insolventi. Insomma, voglio dire, qualcuno poteva forse pur capire qual era l'origine e poi come sono avviati i fatti. Allora, il caso Tercas, ripeto, è stato grave. Adesso la Commissione europea ha cambiato idea, perché adesso che si tratta di salvare una banca tedesca, allora si è detto no, non è aiuto di Stato, come in effetti non è. Diciamo per precisione che c'è stata una sentenza della Corte europea, prima ancora di questo, che ha dichiarato illecito la disposizione di Vestager. Esatto. Ha detto che si poteva intervenire, però ormai le banche erano fallite. Quindi... Ecco, e le banche erano fallite. Detto questo, io credo che ci sia stati poi tante altre cose che non vanno. Vi siete mai chiesti, per esempio, perché... Ecco, andiamo sul libro, se no... Questo sul libro, ma questo sul libro c'è scritto, cioè c'è la storia, perché dico che l'utilità della lettura del libro per tutti è non dimenticare un iter che molti purtroppo credo abbiano dimenticato. Sono riportati documenti che ricostruiscono l'iter del disastro
che danno al lettore una capacità di determinazione di ciò che realmente è avvenuto. Che cos'è avvenuto realmente? Hanno fatto apparire come tutte banche, 7, 8, quelle che sono, saltate per effetto di una cattiva gestione delle banche. Questo può essere che ci sia stato qualche errore, per carità, nessuno dice, ma che che per esempio la banca, io mi riferisco a quella di Montebelluna che si è saltata per la mala gestione di una persona sola, credo francamente, e credo che neanche il sistema accusatorio della procura delle procure abbia capito molto. Facciamo raccontare un po' l'avvocato Cavallari, proprio il primo capitolo, che è quello che Sì. ci racconta com'è che si intersecano i fallimenti di Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Sì. Altrimenti con questa qui ci torneremo con un dibattito specifico. No, ma però volevo facciamo parlare anche lui l'autore, sì, no? Certamente, ma Sì. certamente sì. No, ma voglio però precisare una cosa perché si capisca, perché voi queste cose non le sapete probabilmente. Allora, per quanto riguarda Veneto Banca, c'è stato un accordo tra Procura di Treviso e Procura di Roma per una spartizione degli spazi di indagine. Come se la competenza penale fosse negoziabile. È una cosa incredibile. Quando io sono stato sentito alla commissione, il senatore Zannettini se lo ricorderà. Deve parlare di questo argomento, altrimenti sta svolgendo il suo tema. Abbiamo scritto. no, Sennò ma poi- perché no, è chiedo scusa, siccome è una cosa che dobbiamo anche risolvere. comunque, sono voglio però parlavo io e parlavo anche di meno. Parlavo sì, di meno. allora- Lei è il moderatore, poi dopo può intervenire. Lei deve moderare quello che dicono. Ma faccia dire. Allora modero solo. Però voglio dire, io sono del parere, ripeto, che sia utile l'approfondimento da parte di ciascuno, ma non dei presenti, di tutti, per capire quale grave danno è occorso agli azionisti e ai soci. Le banche popolari sono sempre state le cosiddette musine delle famiglie, cioè uno diventava socio non per guadagnare ma per risparmiare soprattutto. Questa è la logica e qui si è colpito duro, ripeto, molto. Io mi scuso per la No, ma è giustissimo, lungaggine e anche perché mi sono un po' infervorato, soprattutto mi scuso con il senatore Zanetti. No, ma ha tolto gli argomenti all'avvocato Cavallari. no, ma non ho tolto gli Cavallari argomenti, ne ha tanti. è in grado di parlare per ore. Può non parlare per problemi. ore. No, Detto per questo, passo la parola all'avvocato Fulvio Cavallari, coordinatore ADUSBE Veneto. Responsabile. E coordinatore. No, è diverso. corretto. Allora, buonasera a tutti. Io ringrazio intanto Giovanni Coviello dell'invito che è stato rivolto alla mia associazione, a me come responsabile e coordinatore regionale, e prendo al balzo, diciamo, un po' l'incipit che mi ha dato il presidente Schiavon, dove praticamente faceva cenno a un problema di sistema sostanzialmente. In effetti, se noi andiamo un po' a ritroso, Giovanni, non è che tutte le colpe siano da scaricare integralmente a barile sulla mala gestione di qualche amministratore. Non è proprio così. Perché noi dobbiamo fare un po' di retromarcia, dobbiamo fare un po' di storia qui. Allora, se noi torniamo al 2006-2007, tutti ricordano benissimo quello che è successo con la finanza anglosassone, la turbofinanza. Che cosa ha costruito? Ha costruito, diciamo, un prodotto che si chiamavano mutui subprime. Cosa significa? Significa cartolarizzare, cioè trasformare in titoli quotabili fondamentalmente, mutui che di per sé erano già variati da un pezzo. Una scommessa, e la lanciamo sul mercato, e la buttiamo là e ci guadagniamo pure sopra. Allora, questa faccenda dei mutui subprime e la loro quotazione sostanzialmente in borsa
è stato l'avvio di un processo. Io l'ho letta, questa vicenda l'ho letta così. C'è un contesto internazionale di cui noi non possiamo fare a meno, né non possiamo, diciamo, ignorarlo. Perché la turbofinanza anglosassone ha determinato poi a catena, che cosa? Ovviamente, con il crollo dei giganti bancari americani, partito nel 2006, poi concretizzatosi nel 2008-2011, automaticamente, provate a seguire un attimo, se poi non riuscite a seguirmi e mi spiego male me lo dite, automaticamente il crollo dei valori dei fondi comuni di investimento che detenevano, che erano in pancia alle banche americane, che poi però erano collegate a tutte le banche anche europee successivamente. Va bene? Ovviamente se vengono meno i valori patrimoniali, che cosa succede? Il titolo, le quotazioni dei titoli bancari automaticamente di per sé crollano. Viene meno una delle risorse, uno dei pilastri fondamentali del mondo bancario, di conseguenza viene anche meno la liquidità, cioè la capacità di una banca di rifornirsi denaro da un'altra banca. E questo che cosa ha comportato? Ha comportato ovviamente anche una recessione, perché voi sapete benissimo che se l'imprenditoria non riesce, soprattutto la nostra, non riesce a rifinanziarsi dalle banche, automaticamente crolla anche il valore della produzione. In Italia abbiamo avuto un crollo del 9% del PIL, per intenderci, in quel periodo. Quindi dire che è tutta colpa di qualche singolo amministratore, poi per carità ci sono stati processi, per l'amor di Dio c'è stato degli episodi di malagioria, sono stati accertati, ma però l'avvio di questo motorino noi lo dobbiamo andare a cercare nel 2006-2007, quando è arrivata qui. C'è stato un piccolo periodo di ripresa, poi a cavallo 2009-2010 sembrava che si potesse, poi in realtà non era possibile. Nel 2011, quando oramai tutti stavano con l'acqua alla gola, le banche non avevano più un denaro in tasca, non prestavano più neanche una lira alle aziende, ovviamente le aziende non lavoravano più. Che succede? Secondo voi che poteva fare il mondo bancario? Avevano di fronte praticamente che cosa? Dietro, quindi alle spalle cosa c'era? C'era praticamente questo mostro della turbofinanza che aveva divorato patrimoni a non finire. Davanti al 2014, poi non dimentichiamo che le nostre due banche venete dovevano ottemperare i requisiti di capitale di vigilanza, ed è corretto Presidente, i requisiti di capitale di vigilanza delle autorità bancarie europee, che anche lì avevano stretto molto i rubinetti. Quindi noi alle spalle abbiamo la recessione, davanti abbiamo questa tagliola praticamente. Come erano messe le nostre due banche? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Questi qui, poveretti, dico poveretti, avevano il 78% del loro fatturato, chi dice 78, chi addirittura 89, che era rivolto a prestare denaro alle aziende. Quindi, se altre banche come MPS ad esempio avevano già cominciato a diversificare i loro portafogli investimenti dicendo compriamo anche titoli, le nostre no. La nostra era un'economia di territorio che praticamente puntava a cosa? A prestare e a sostenere il mercato locale. Questa è la nostra economia, il nostro capitalismo, un capitalismo familiare, imprese sottocapitalizzate che affidano integralmente la loro liquidità all'universo bancario. Voi capite che in un contesto di questo tipo viene meno la liquidità, cascano sia i fatturati tra virgolette delle filiali bancarie, così come casca anche il prodotto interno lordo. È una catena, con l'aggravante del fatto che, ahimè, e qui sì, allora non è che tutti i consigli di amministrazione, gli organi di vigilanza o di controllo, i collegi sindacali fossero composti da docenti universitari, forse ce n'era uno, ma tutti gli altri, voglio dire, adesso guardiamoci bene negli occhi, con che criteri vengono scelti, ma voglio dire, anche lì. I sindacali erano professionisti. Vabbè, però devi essere iscritto al registro visuale dei conti, però tutti erano voglio dire, fare vigilanza del bilancio bancario non è una cosa semplice, e se ne sono accorto, più di qualcuno in commissione se ne è accorto. Nessuno indagato. A me pare che più di qualcuno in commissione se ne sia accorto. Allora, in un contesto di questo tipo era anche facile far cosa? Elargire prestiti, un po' così. Era facile. Anzi, era quasi doveroso, perché la mission di questi istituti
è sempre stata quella di sosteniamo il territorio veneto. Questa era la mission. Dove praticamente non sei più capace di farlo, basta, finisci lì. Cioè, è chiaro che vengono meno le risorse, automaticamente a catena non presti più una lira, le imprese hanno difficoltà, tu stesso vai in difficoltà. Cioè, detto questo, cosa succede ai bilanci di queste banche? Cosa succede? Allora li devi rafforzare, cioè, c'è poco da fare, perché davanti c'hai gli obiettivi di vigilanza. Allora, diciamo, Veneto Banca aveva provato a rafforzarsi facendo delle acquisizioni, no? Qualche banca, Popolare, insomma, ci abbiamo provato, non è che non ci avessimo. Qualche banca locale invece cosa fa? Si inventa il fenomeno delle baciate. Aia. E lì cominciano i guai, perché se tu praticamente per ricapitalizzarti presti denaro e poi diciamo quel denaro lo destini o lo fai destinare con dei meccanismi, degli artifici all'acquisto delle tue proprie azioni, allora chiariamoci anche qui, non è che sia vietato, non è che sia vietato, è permesso, ma devi portare sta roba in assemblea straordinaria e devi farla autorizzare. Se non la fai autorizzare è irregolare e l'operazione è completamente nulla. Allora in questo contesto qui che a un certo punto ci arriva che come un falco, ci piomba addosso già prima la vigilanza delle banche d'Italia, le realiste, però insomma dai, diamoci una pacca sulla spalla, aggiustati, fai valutare il prezzo delle tue azioni da qualche esperto contabile mai sentito a processo, non si capisce perché, ma comunque non importa, e lì praticamente vedi un po' di raddrizzare il tiro. Hanno fatto pure questo, hanno nominato degli esperti, prima di Bologna, poi di Roma, poi di Giovanni, insomma ne hanno fatti di tutti i colori, però il prezzo delle azioni è rimasto gonfiato. Quando praticamente si è arrivati al momento della verifica della BCE secondo i criteri di vigilanza è cascato il palco. Sono venute fuori praticamente che cosa. Però attenzione, anche qui c'è un bel distinguo, perché risulta che i numeri siano un po' più pesanti su Popolare di Vicenza. Anche lei un po' più Adesso arrivo perché chiudo, poi il tema per fortuna il tema in effetti l'ha allargato, però lascia spazio all'acquisto del libro, perché tutto il racconto incrociato che lui ha fatto dell'interazione tra Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca non l'ha raccontato, l'ha raccontato qui, quindi quello che ha detto, se lo volete sapere, è ottimo, è aggiunta, se volete saperlo dovete leggere il suo capitolo. Comunque è vero, i pesi e le misure sono diversi. Arrivo alla chiusura, che ormai purtroppo ahimè è ben nota a tutti. Lì hanno provato ad emettere obbligazioni, 8,6 miliardi garantita dallo Stato, hanno provato a fare con 2 delibere la fusione, poi hanno capito che non ce la facevano, hanno provato a fare la ricapitalizzazione, non gliel'hanno concessa e da lì poi è cascato tutto. Lì poi, automaticamente subentra Atlante, il fondo Atlante, che poi alla fine se n'è andato in borsa, ha rastrellato praticamente tutte le azioni perché non c'era più mercato, non si fidava più nessuno a comprarle, perché questa è la verità, e poi da lì la intesa San Paolo che ha rastrellato praticamente tutto per €1. Con la liquidazione della quarta amministrativa, questo è il grave della faccenda, con la liquidazione della quarta amministrativa la gente si è trovata in mutande, perché scusate il termine, perché non potevi ovviamente fare causa d'intesa per la commercializzazione dei prodotti finanziari, perché ti era interdetto. Causa la liquidazione della quarta amministrativa non la fai perché c'è l'articolo 83 del testo bancario che te lo vieta. A quel punto là ovviamente che cosa si fa? Qui si chiude baracca e burattini, ci va, qui non c'è più niente da fare, bisogna provare a chiedere, abbiamo chiesto il FIR, questo un po', e qui si arriva un po', mi pare, invece alla parte del però io scusi un secondo, sono sicuro, intanto volevo presentare qualcun altro e ringraziare alcuni dei presenti. Ripeto, non è una battuta, ha fatto un'analisi molto completa, anche se logicamente ristretta, abbia pazienza, la nomino relatore, non più moderatore, perché forse sei stato più moderatore io che non lei, non è un giudizio, perché su questi argomenti bisogna farci conferenze e controconferenze. Ma l'avevamo detto che l'argomento... Sì, ma siamo in sé che devono parlare, e ma... ci sono persone che devono ascoltare e devono capire. Se diciamo troppo non capiscono nulla, non perché non siano capaci. Allora, ho fatto una battuta, ma è vera. Lo scopo di questo libro è raccontare ai non tecnici, questi libri qui sono tecnici, una buona parte, ai non tecnici cosa è successo. Il primo capitolo riguardava il fallimento per quei motivi che ha detto il presidente Schiavone e che ha detto l'avvocato Cavallari, un fallimento che trova
delle giustificazioni giuridiche anche un pochettino aleatorie, però soprattutto qui volevamo mettere a fuoco, e Cavallari l'ha fatto veramente molto bene in quello che ha scritto, che è diverso, non è diverso, è un altro argomento, che come è interallacciato il fallimento di Veneto Banca col fallimento di Popolare di Vicenza. Non sono due fallimenti distinti, ma si sono interallacciati. E questo, che a fuori di intervenire, non raccontiamo, mi sta bene così dovete comprarlo. L'altro argomento è, ringrazio, siccome sono persone che si impegnano tantissimo, Benedetta Ghiotto, che è consigliere comunale del centro-sinistra, la più giovane consigliera, che adesso ci onora della sua firma anche su Vicenza Più Viva. Jacopo Maltaro, che è il più giovane, anche se già ha un mandato di 5 anni alle spalle, consigliere comunale di centrodestra per la Lega, quindi c'è Mimmo, un vecchio amico della pallavolo, forse sei qui più come ex stazionisti, immagino, non lo so, no? Piccolissimo. Poi c'è l'avvocato Vettore con la sua collega di studio, l'avvocato Bortolan. Giorgio Conte è arrivato. C'è Giorgio Conta, è arrivato finalmente uno di Fratelli d'Italia, cui mancava, non ci credevo che saresti venuto, deputato, parlamentare, adesso consigliere comunale di Fratelli d'Italia, comunale votatissimo, l'avvocato Bortolan, c'è l'amico Fogagnoli di Fondazione Comunista, c'è Enrico Mastella, è presidente emerito, si direbbe adesso, no? Del Centro Sportivo Italiano, poi mi alzo un po' per non dimenticare nessuno, Albera, un esponente del coordinamento dei comitati vicentini, c'è Patrizia Barbieri, che è una mia grande amica, oltre che politica di concorso prima della Lega e poi in altre liste. Accanto a te chi c'è? Non vedo chi c'è. C'è il vicepresidente, c'è il dottor Viviano, il vicepresidente di AGSM AIM, Giorgio Conte, chiedo scusa ma non ti avevo visto, ma d'altronde poi dopo è buio, siccome vorremmo lasciare uno spazio anche alle domande, ecco, io andrei, no scusi un secondo, mi devo imporre altrimenti finiamo alle 6, non era possibile. Allora, è proprio possibile, già siamo molto lunghi. Adesso il professor Bettiol, che userà un linguaggio che lo conosco molto bene, anche un mio difensore, no? In qualcuna di queste cause che ogni tanto casualmente mi intentano, il professor Bettiol racconterà, e penso che lui andrà sull'argomento, la storia molto controversa delle leggi varie che sono succedute nel tempo sugli indennizzi. Di queste leggi sono stati protagonisti inizialmente, soprattutto, e correggetemi se sbaglio, il Movimento 5 Stelle e la Lega con particolare sensibilità, perciò mi meravigliavo dell'assenza dei parlamentari della Lega, non del consigliere comunale qui presente, e poi in una seconda fase, non perché non se ne fosse occupato prima, ma nella fase degli indennizi, sia sempre 5 Stelle, e qui abbiamo Cappelletti che può testimoniare questa attività, e moltissimo, devo dire, insieme a Cappelletti, a volte in contrasto, non in sintonia completa, ma questo fa parte del gioco delle parti, ma comunque a favore dei risparmiatori danneggiati, il senatore Pier Antonio Zanettini, che parleranno di quello che vogliono, ma soprattutto degli indennizi. Il professore ricostruirà tecnicamente, siccome sono dette tante fandonie sulle leggi varie, sulle leggi che si sono susseguite per gli indennizi, c'è ancora oggi chi invitato a questo incontro che va a farsi benedire dal vescovo, ma se fosse andato prima a non creare problemi con i vari governi che ci sono stati, forse i risparmiatori avrebbero più soldi e prima, ma perché c'è chi è bravo a fare e chi è bravo a comunicare. Sicuramente quell'altro presidente è molto bravo a comunicare, è molto più bravo di me e va anche dal vescovo adesso, forse a farsi benedire. Professor Bettiol, sì, ci può raccontare un po' la storia? Devo dire che lei ha detto delle inesattezze. È normale. Se no, mica la chiamavo io. La cosa non è così. Quando è uscito il decreto legge 99-2017, quel giorno stesso ci siamo sentiti con Miattello. Dopodiché io ho contattato l'onorevole Naccarato, che mi ha inviato poi all'onorevole Santini, il quale io parlo da un certo momento in poi, d'accordo? Il PD è cominciato, ma sta lei a raccontare. La storia bisogna farla completa, sta lei a raccontare. Non è così, perché anche ci sono dei punti importanti poi da sottolineare. L'onorevole Santini fece approvare poi una prima legge che va finanziata con 100 milioni, pochi, ma era un'affermazione di principio, perché i soldi successivi non dovevano venire dalla contribuzione generale, ma
dai conti dormienti, cioè quei soldi inutilizzati da quelli che si erano dimenticati di utilizzarli nelle banche. Questa osservazione di Piattello che appunto. E si arrivò quindi a una prima legge, perché io ci tengo, perché la prima legge è la 145 del 2017. No, la 205. 145, era 145. 205. 205 ha ragione, E quello, scusi, lei. siamo sbagliati I numeri. Ha ragione, 205, la 145 è quella successiva. Cosa prevedeva questa legge? Sostanzialmente poi con l'implementazione dei conti dormienti, praticamente il risarcimento integrale di tutti i risparmiatori. Con una condizione però, che prima bisognava esperire una sorta di arbitrato, che non era poi una tragedia, perché non va dimenticato che in materia di di contratti bancari, di acquisti di titoli, vige il principio dell'inversione dell'onere della prova. In sostanza, che cosa vuol dire? Basta che l'interessato dica: la banca non mi ha informato del rischio, che se la banca non dava la prova dell'informazione la causa era vinta, quindi non era un grosso problema. Però apriti cielo, ci fu qualche associazione, quella che... quella dei credenti. No, sì, che dice no, ma che bisogno c'è di dimostrare qualcosa e via dicendo, vogliamo il risarcimento integrale e via dicendo. La legge 205 non entrò in vigore perché non fu fatto il regolamento di esecuzione. Per un eccesso di scrupolo Baretta disse: ma abbiamo perso le elezioni, ci sarà un nuovo governo, lasciamo Era il governo nuovo Gentiloni, così mi aiuta a correggere, e Baretta era sottosegretario Sì, all'economia. che era incaricato, dice: ma non è il caso perché insomma È scritto. ci sarà un nuovo governo, cioè un gentleman agreement veramente eccessivo a mio avviso. Comunque Era già bollinata la legge, voi che siete aspiranti Questa- politici, cioè già era quindi, approvata dalla Corte dei Conti. allora ecco che interviene il nuovo governo e i 5 Stelle promettono ad Arman Mi guardi, promettono l'integrale risarcimento senza controlli e via dicendo. La morale è in realtà che poi è arrivata la legge 145 che prevede prevedeva adesso un risarcimento al 30% col limite dei 100.000. Non ho mai parlato di integrare il risarcimento. Mai parlato di integrare il risarcimento. Cioè, sai quella questione... c'è nel video. No, vabbè, lo Dichiarazione di- vedremo quindi Questo- quella. vabbè, siccome C'è il io ho video chiamato tutti in modo che dell'assemblea. ci sia, c'è C'è ho De il video Maio. di dichiarazioni vostre che non vostre. Promettiamo, noi non siamo mica giornalisti, noi promettiamo No, che verranno tant'è. restituiti No, tutti il e 100%. racconto, alla riunione del ministro. Ministero a Roma Sì, ma poi c'era Arman infuriatissimo, che era stato presentato anche come candidato perché era stato tradito il voto degli elettori e via dicendo, quindi poco da dire, le promesse erano quelle, poi dopodiché, ma ragionevolmente, perché le promesse fantasiose non si possono mantenere, è fatta la riduzione. E attenzione, sorge un altro problema, perché poi si distinguono due categorie di azionisti: quelli che hanno un certo reddito o un certo patrimonio da quelli che ne hanno meno. Quelli che ne hanno meno hanno un rimborso praticamente automatico. Quelli che hanno un po' di più di patrimonio e o di reddito invece devono passare un vaglio, e cioè essere vittima di cattive disinformazioni. Per la verità poi il dramma non è così, sarebbe stato così grosso, perché la Commissione ha acquisito in realtà i documenti delle sanzioni amministrative che erano state
inflitte alle varie alle banche e agli amministratori. Per cui però si creava un limite temporale a rimborso, cioè fino a dove la Commissione ha ravvisato questa cattiva informazione. Questo è il punto. Quindi oltre una certa cifra non era possibile, una certa data non era possibile ottenere il rimborso. Altro problema poi che è sorto è che qualcuno ha fatto il furbo, adesso qua si parla di errori, ma chi vogliamo prendere in giro? Cioè quelli che in realtà erano sopra il reddito hanno dichiarato di essere dei poveri. Questa è la storia per cui sono rimasti fuori giustamente 4.800 risparmiatori. Ora sulla storia dell'errore io non faccio l'avvocato da 50 anni, non ci credo, insomma, ecco, un avvocato che creda a quello che gli dice il cliente vuol dire che non ha capito niente della professione, di quello che deve fare. Studiate legge. Ecco, deve capire oltre quello. Quindi si è creato poi tutta un'ulteriore problematica che però alla fine dobbiamo dire si è risolta anche grazie all'onorevole Zanettin qui presente. Ma direi anche Cappelletti, onestamente. Cappelletti, sì, dopodiché No, si è risolto. diamo a Cesare quel che dice. Quello che dico è se non si fosse cambiata l'originaria legge 205 le cose sarebbero andate meglio. Comunque sia, in qualche modo pare che oggi quelli che hanno fatto domanda arrivino al 40% del rimborso. Fino a 100.000 sempre. Fino a 100.000. Ma faccio notare l'eccezionalità di queste cose, perché comprare azioni vuol dire fare un investimento a rischio normalmente. Dov'è che uno perde il patrimonio investendo in azioni a diritto a rimborso da parte dello Stato? Qui il caso era particolare, sia perché vi erano comportamenti illeciti degli amministratori, io non lo sottovaluterei, non darei solo la colpa al sistema. Certo c'era anche una colpa di sistema e soprattutto di una vigilanza che lascia molto a desiderare. Questo è l'altro aspetto che va considerato. C'era anche poi un'esigenza perequativa, perché la liquidazione che cosa faceva? Dava tutto l'attivo a Banca Intesa non doveva rispondere niente, gli NPL li lasciava alle banche in liquidazione, le quali fra l'altro non potevano neanche essere citate poi in giudizio per la legge bancaria, ma comunque sia non avrebbero mai avuto la possibilità di indennizzare i risparmiatori. Con una liquidazione generale si sarebbe messo in crisi ovviamente il sistema del credito, si sarebbero creati perdite di posti di lavoro, quindi bene è stata, però vero è che in questo modo gli azionisti hanno perso e quindi è stato giusto questo indennizzo a ristoro degli stessi. Allora, Tocca a me. allora io sono stato revocato da No, moderatore. il terzo argomento, il sistema intoccabile. Sì, ma voglio dire, Ma siccome dopo sono c'è- stato poi si revocato parla, da sì, no, moderatore... È stato promosso il relatore. Allora, sentiamo anche il direttore Coviello. Grazie. Scusi. Ecco, ad integrazione di queste informazioni che sono prodromiche, ma necessarie per chi vuole approfondire e capire esattamente ciò che è avvenuto. Perché c'è stato anche, tutto sommato, a me piacerebbe poter dire qualcosa se potessi dire qualche elemento di critica sulle indagini delle procure della Repubblica. Generico Coviello, prego. Allora cerco di recuperare stranamente, perché generalmente non lo faccio, il tempo dedicato, non perso, a spiegare in maniera molto ampia. Cercherò di essere veramente sintetico completamente. Devo una precisazione all'onorevole Cappelletti quando è stato tirato in ballo il 5 Stelle con la promessa del rimborso totale dell'investimento fatto, delle azioni. Allora,
questo non fa parte del libro, ma fa parte del libro. Allora, tutti i politici, quindi c'è una fase di campagna elettorale in cui si promette e poi c'è una fase di, se uno va al governo, in cui deve mantenere le promesse fatte. Allora, io non mi ricordo di atti, quindi do ragione a lei, non mi ricordo di atti, quindi documenti, in cui i 5 Stelle si fossero impegnati No, l'assemblea che è stata tenuta. Vorrei terminare un po', poi dopo interviene lei, se no, No, già dico solo- mi perdo per mio conto. Allora, io mi riferivo alla promessa che un vostro ministro, successivamente diventato ministro, di quel video, perché io mi considero non uno storico, ma un raccoglitore di documenti, in un vostro video fatto da lui si è autoregistrato attaccando un giornale che tra l'altro io non sono di destra, no? Era il giornale di Berlusconi all'epoca, dando dei farabutti a tutti i giornalisti, ha generalizzato un po' tutto, ha detto dimostreremo in Parlamento che la nostra promessa di dare il 100% di tutto la realizzeremo. Quello non era un atto parlamentare, era una promessa fatta in un video tipo quello che fanno i ragazzi oggi su Instagram o su TikTok. Quindi poi è diventato ministro, questa cosa non è stata possibile fare perché molte cose non si possono fare. Sul mio, quindi era per dire, poi gli atti magari li ricorda meglio di me il professor Bettiol, però quel vostro ministro poi se vuole le manda in video. No, ma io l'ho Sì, visto proprio benissimo sì, e non ha è stato detto questo. promettiamo, Perché qui- ma però tocca a lei, no, tocca a no, lei. una cosa è l'indennizzo, una cosa è il Voglio finire il mio argomento. Te l'ho detto. I risparmiatori traditi hanno diritto ad avere il 100% da chi ha la responsabilità della bancarotta Sì. e del disastro che è stato creato. Ma Perché non si deve creare allora, l'idea per cui c'è un fallimento e lo dopo Stato ne paga il dopo 100%. tocca a lei sicuramente, però dico io mi faccio a quel video in cui era promesso che a tutti sarebbe stato dato tutto. Da chi? Sta il governo, imporre a chi di dovere di dare indietro i soldi, invece il governo poi ha regalato dei soldi alla Banca Intesa, tanto per essere chiari. Allora, il mio argomento riguarda in questa libercolo il sistema intoccabile. Io sono d'accordissimo completamente con l'avvocato Bettiol, non perché è il mio avvocato, uno dei miei avvocati, e parzialmente con il relatore, in cui dice che sostanzialmente il professor Bettiol dice io non darei tutta la responsabilità al sistema perché ci sono delle inadempienze, dei reati da parte degli amministratori. Il presidente Schiavone diceva per me è rilevante di più il sistema che non. Io sono concordo proprio con le responsabilità di tutti in compresi diversi e tra l'altro concordo, prendo atto, e qui non è nei libri precedenti, che stranamente in una società per azioni come comunque erano le banche popolari, che comunque non dimentichiamoci, avevano statuti particolari perché erano banche popolari, ma erano società per azioni, mi sembra molto strano che nelle indagini fatte, e non parlo da esperto, parlo da imputato varie volte, non da avvocato, in tutte le società per azioni generalmente chi viene messo sotto inchiesta, sotto indagine, è tutto il consiglio di amministrazione, tutti gli organi di controllo, quindi i collegi sindacali. Poi le responsabilità possono essere varie, possono essere maggiori, minori. Quello che viene fuori dalla cronaca, quindi non entro nel merito, che tutti i sindaci delle due banche, di quelle venete, nessuno è stato rinviato a giudizio per nessun tipo di reato. Quindi o molto bravi i dirigenti delle banche a nascondere anche a chi controllava i loro dati, oppure erano un po' meno bravi loro a trovare quello che i dirigenti gli nascondevano. Questo discorso, e vado al mio tema, perché è molto strano, no? Anche se alcuni di quei sindaci, guarda caso, la Consob li ha sanzionati. Un sindaco in particolare di uno studio famosissimo di Vicenza, di Banca Popolare di Vicenza, e un altro sindaco dello stesso studio di Vicenza per Veneto Bank. Però torniamo al mio argomento e lo chiudo. La responsabilità del sistema. Nel libro tocchiamo soltanto un punto perché certi documenti è difficile andarli a recuperare, no? Allora, la commissione d'inchiesta, la seconda commissione d'inchiesta parlamentare, quella di cui ha fatto parte anche Zanettino, non vorrei escluderla, lei non ha fatto parte, no? La seconda commissione d'inchiesta in cui il presidente era la Ruocco del Movimento 5 Stelle, ha chiesto a un certo punto di sentire, di avere un rapporto, quindi non un'audizione, un rapporto da 3 giornalisti del Veneto che avessero seguito in particolare questi avvenimenti. Io ho avuto l'onore, non so che, di essere interpellato, io, il collega Renzo Mazzaro del gruppo ex Gedi, ora NEM,
e qui se fossi il moderatore aprirei una parentesi che non finisce più, Marino Smiter, l'attuale direttore del giornale di Vicenza. Fu chiesto ai 3 giornalisti di dire: ci raccontate qualche punto fondamentale di quello che è successo alla Ruocco? La vostra posizione. La vostra posizione. Come la pensate voi? Io, siccome sono in fondo rimango e sono ingegnere, ero e rimango un po' ingegnere, piuttosto che fare delle chiacchiere, io ho allegato un documento che avevo mandato anche alla Procura di Vicenza, in cui c'è una registrazione. Allora, premessa, la Banca d'Italia ha sempre sostenuto nelle deposizioni pubbliche, nelle dichiarazioni pubbliche, nelle deposizioni fatte alla prima commissione d'inchiesta, vedo che sorride giustamente. No, è che facciamo qualche sguardo sì. con gli occhi al Sì, mio sì. vecchio amico. Allora, ha sempre Giorgio sostenuto Conte. che nella questione Veneto Banca Popolare di Vicenza, cioè chi dovesse essere l'attore principale, chi doveva assorbire e chi doveva essere assorbito, non ci ha messo mai bocca, assolutamente. Noi, per carità, non abbiamo mai messo bocca in questo. A noi, come penso, voi siete, alcuni sono un po' non giovanissimi, voi siete politici giovani, no? A noi è arrivato un audio, la fonte era chiaramente uno coinvolto di Veneto Banca, perché poi te lo spiego, no? Uno dei presenti. Allora, però, non uno dei presenti, non nessuno dei presenti, sicuramente la fonte era uno di Veneto Banca, non dei presenti, assolutamente no, lo posso escludere perché non posso dire chi, perché la fonte è sempre sacra, no? Allora, quel video non possono non averlo avuto tutti gli altri giornali italiani, tutti, perché è così importante che noi, allora, questo voi vi salto il discorso, lo potete leggere, che noi abbiamo inviato la trascrizione di questo colloquio, di una riunione ufficiale fatta in Banca d'Italia. Il presente alla riunione, c'era questo audio, un video, quest'audio di 2 ore e passa. Essendo ingegnere, avendo dei ricordi di ingegneria elettronica, gli audio possono essere anche contraffatti, no? Quindi e così via. L'ho mandato a dei tecnici, a costo nostro, che hanno verificato che fosse un audio originale, Genuino. ci ho speso dei soldi. Dopodiché, siccome il contenuto era molto molto interessante, e questo sta nel libro, ho pensato di togliermi uno sfizio, chiamiamolo così, professionale. Invece di pubblicare io quest'audio e la trascrizione, ho detto la propongo a 2 giornali che non sono di sistema. Sistema una volta aveva un bel significato, adesso quando diciamo sistema c'è subito l'accezione negativa, no? Ma dico, siccome ci sono dei giornali che vengono definiti di sistema, che siano di una parte o dell'altra, ho pensato di proporlo a 2 giornali che sono un po' più battaglieri, La Verità, tanto per non fare nomi, e Il Fatto Quotidiano. Nessuno dei 2, La Verità mi ha convocato il direttore, poi quando l'ha visto ha detto lasciamo perdere, prima mi ha detto sì interessatissimo, poi è sparito, l'altro, Il Fatto Quotidiano, non ha risposto inizialmente, poi devo dire che correttamente, dopo che l'abbiamo pubblicato noi, che siamo stati costretti a pubblicarlo noi, l'ha pubblicato in un articolo a 9 colonne. Nella commissione di inchiesta di cui faceva parte il senatore Zanettin, io ho presentato, piuttosto che fare i massimi sistemi, ho presentato l'audio, dicendo è disponibile, vi mando la trascrizione fatta da nostri tecnici, nessuno di questi tecnici era coinvolto in operazioni bancarie, chiaramente era un video pro Veneto Banca in un certo senso, ma insomma quello non mi interessa. Era in questo video, in quest'audio, chiedo scusa, che nel libro è trascritto completamente, c'era la dimostrazione che un certo signor Barbagallo, che era il capo della vigilanza, della vigilanza prima, perciò diciamo sistema intoccabile, il capo della vigilanza, il direttore della vigilanza era Panetta, che attualmente è stato nominato appunto infatti governatore di Banca d'Italia, no? Vediamo un po', è un caso. Barbagallo, in questo colloquio lunghissimo, di cui noi abbiamo estratto le parti perché si parlava anche di vigneti, si parlava come statua moglie, tua figlia e così via, normale, abbiamo estratto le parti fondamentali. Barbagallo, leggetelo, secondo me leggetelo, Barbagallo dava ordini precisi a Trinca, che è era il presidente di Veneto Banca, perché si sottomettesse completamente, a torto ragione, non entro nel merito, io ce l'ho la mia idea, l'abbiamo sempre scritta, si sottomettesse a Zonin, Banca Popolare di Vicenza. Quest'audio, che i giornali hanno rifiutato, salvo poi riprenderlo in parte Il Fatto Quotidiano, che abbiamo pubblicato noi, che la segreteria di Ruocco, quando l'ha avuto,
mi ha chiamato il segretario dicendo oddio, ci siamo sbagliati, l'abbiamo già trasmessa ai componenti della commissione. Ma me l'avete chiesto, io siccome non mi fidavo, l'ho mandato 2 ore prima che scadessero i termini per consegnare il materiale. Ho chiamato dicendo ma è arrivato? Sì, è arrivato, l'abbiamo già trasmesso. Il giorno dopo mi chiama il segretario dicendo ma quella è una cosa molto delicata. Sì, so che è delicata, ma d'altronde non ha chiesto la commissione d'inchiesta, ma lì c'è un audio, dico, ma io vedo che se l'ho mandato, ho sottoscritto, la responsabilità è mia. Ma vede, le faccio sapere. Dopo mezz'ora mi chiama, è il capo della segreteria, mi sono consultato con i miei referenti, lui è il capo, e beh sì, ok, va bene, però ci manda un'altra dichiarazione in cui precisa ancora meglio che il responsabile è lei. Dico va benissimo, l'ho rimandata, non mi sembra che abbia avuto un grande esito questa. Però leggetelo perché c'è un signore che si chiama Barbagallo che dice a un signore che si chiama Zonin e a un altro signore che si chiama Trinca cosa dovevano fare. Quando ho consultato prima di pubblicarlo, quando le parti coinvolte, ho consultato il presidente Trinca, l'allora presidente Trinca, all'epoca della registrazione, ho consultato il Zonin tramite il suo avvocato e ho consultato Barbagallo tramite il responsabile della comunicazione di Banca d'Italia. Ogni risposta di Banca d'Italia mi confermava ogni risposta in cui mi dicevano non è possibile che risponda, ma mi davano informazioni supplementari su quello che sapevo, e quindi l'ho anche ringraziato. Scusatemi a lungo, ma un po' merita, perché risulta una risposta non ne può parlare perché ci sono delle inchieste, benissimo. D'altronde è già deposto presso la prima commissione d'inchiesta, quella di Casini, la seconda, adesso non c'è scritto nel libro, ha già deposto ed è stato secretato la sua deposizione. Poi siccome questa deposizione ha fatto parte degli atti del processo di Popolare di Vicenza, io l'ho presa e l'ho pubblicata. La relazione risulta firmata da un eventualmente presente membro di quell'incontro che in 2 ore di audio non si sente mai, che era il vice di Barbagallo, che ha firmato una dichiarazione in cui risulta tutt'altro rispetto a quello che era la registrazione dell'audio. Questa verbale di Banca d'Italia, firmato da una persona che forse, non ho la certezza, ma in 2 ore non si è sentita mai una quarta voce in quell'audio, ha firmato come verbale che da quello che abbiamo noi non è. Qui c'è tutto il verbale e quindi andatelo a leggere. E questo qui non è perciò parlo di sistema intoccabile, no? Qui mi è capitato, siccome ancora smanetto un po' su queste cose qua, mi è capitata un'affermazione di Brunetta nella prima commissione d'inchiesta, quella Casini presidente e Brunetta vicepresidente. C'è un passaggio, giusto? C'è una frase, voi sapete, ha accennato prima il moderatore e il relatore, no? Adesso mi picchierà dopo, avevo un giudice a favore, mi sono perso l'unico che c'avevo a favore. Allora, dicevo, Brunetta, lui ha accennato a questo fallimento e a questo provvedimento per cui tutti quelli che erano gli asset delle 2 banche fatte fallire, vengono di fatto non messi in mano ai soci o ai creditori, ma il creditore principale diventava lo Stato, perché lo Stato nel suo decreto di messa in liquidazione delle 2 banche venete decretava, in questo decreto, tra l'altro il contratto è stato steso in una notte evidentemente da un notaio bravissimo, perché se in una notte magari si l'ha preparato prima perché era una delle ipotesi, no? Ma se in una notte stende un atto in cui una banca compra tutti gli asset positivi di altre 2 banche per 50 non un euro, quando si dice l'hanno comprato per 1 euro, non è vero, per 50 centesimi una e 50 centesimi l'altra, e in più in quell'atto viene stabilito che gli vengono dati sotto varie forme, da parte cash, 4 miliardi e 750 milioni di euro, e più 1 miliardo e passa di scivoli agevolati per i dipendenti, perché potevano licenziare, potevano mandare in scivolo, cioè in prepensionamento 3.000 dipendenti allora, quest'atto è stato scritto di notte da un notaio di cui non posso dubitare la grandissima capacità, perché in una notte ha scritto quest'atto che è stato firmato e poi è diventato pubblico un giorno dopo. Nella commissione d'inchiesta Brunetta dice una frase, fa un'affermazione parlando proprio di questo decreto. Questa è la novità, la do come prima. Se guardiamo la natura del decreto che ne è derivato, si sta parlando di queste faccende qui,
per cui in una mia precedente domanda avevo parlato di cattura del legislatore, voi avvocati sapete cosa vuol dire, no? Dopo la cattura dei vigilanti, cioè sia legislatori che vigilanti sono stati catturati, diciamo, no? Messi, nel senso che il governo allora, Casini non era di destra, era, nel senso che quel decreto è stato fatto per obbligare il Parlamento a non modificare neanche una virgola. All'epoca il ministro era Padoan, del PD, no? Quindi, e Brunetta dice queste cose. Il Parlamento, così come le dichiarazioni, mi sembra che tra data room, cioè dove hanno verificato i dati delle banche, e il decreto sia tutto un imbroglio. Vale a dire che nulla è stato trasparente e nulla è stato secondo la legge. Io penso che su questo qui concorderete un po' tutti, però a questo punto io mi esaurisco qui e la parola scegliete voi l'ordine, Zanettin o Cappelletti. Tanto per capire l'opacità che sta a monte di tutta questa vicenda. Sì, però io credo che vanno dette alcune cose per dire, sono cose che peraltro io ho detto in Parlamento, trovate sono tutti gli atti parlamentari, sono intervenuto tante volte su queste cose, che vanno un po' come me, a dare un quadro ancora più ampio. Cosa erano la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca? Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca erano società cooperative, banche popolari, società cooperative. Ed erano rette da un sistema che, a mio giudizio, ma lo ha dimostrato la storia, era del tutto anacronistico e aveva dentro di sé il germe di quello che sarebbe accaduto dopo. Qual è la colpa vera dei consigli di amministrazione, degli amministratori? È di non aver fatto quello che aveva fatto, dopo parleremo anche se volete, per esempio Banca Popolare di Verona, se vogliamo anche di Banca Etruria, di quotarsi in borsa. Queste sono state delle banche che hanno deciso di non quotarsi mai in borsa. La borsa può essere buona, cattiva, premia, punisce, ma segue un andamento di mercato e soprattutto fa capire ai cittadini, fa capire agli azionisti che c'è un rischio. Perché il grande difetto di tutta questa cosa è stata che per 50 anni i vicentini hanno creduto non di avere delle azioni rischiose, ma avevano delle obbligazioni. La Banca Popolare di Vicenza non può fallire, Veneto Banca non può fallire, perché ogni anno è una musina, è stato detto, è ogni anno è una musina, cresce poco, ma cresce sempre e non può fallire. Allora, a mio giudizio, ma io credo che sia proprio così, il vero difetto è quello di essere stata quotata in borsa. Il vero difetto era quello di fare il prezzo domestico. Il prezzo domestico cosa vuol dire? Vuol dire che una volta all'anno un perito nominato dall'assemblea del consiglio di amministrazione stabilisce che il prezzo è quello, perché quello è il prezzo giusto. Non esiste il prezzo giusto in un'economia capitalista, non esiste il prezzo giusto. Esiste il prezzo di oggi, fra 3 mesi c'è la crisi, quel prezzo non è più. Quindi questo è stato il grande difetto, ma però non è solo il difetto del consiglio di amministrazione, è stato il difetto dei regolatori, quindi Banca d'Italia è la vigilanza, ma non è neanche il regolatore. Il vero difetto è stato nella politica, che ha lasciato crescere queste che erano... Allora, se Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza rimanevano di dimensioni locali, non sarebbero fallite, ma la dimostrazione ce l'avete e ce l'abbiamo quando si considera che in quegli anni turbolenti in cui ci sono stati errori madornali della politica nazionale, dei consigli di amministrazione, c'era anche la Banca Popolare di Bari. Allora nessuno può dire che la Banca Popolare di Bari fosse in migliori condizioni della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Nessuno può dirlo, ok? Perché lo sappiamo tutti, ecco, voglio dire, pensiamo che economia abbiamo noi. Scusa, noi abbiamo scritto che stava peggio, in base ai dati. Ma non c'è dubbio. Ma perché Banca Popolare di Bari è ancora qui oggi? Gli obbligazionisti di Banca Popolare di Bari non hanno perso
nulla. No, perché Ferma. Ma chi è il presidente di Banca Popolare di Bari? Ma non è adesso? quello il problema, non è quello il problema di chi è presidente. Oggi è De Gennaro, ma che ci interessa? De Gennaro è No, quello no, che... Mattarelli, un nipote di Mattarelli. Vabbè, è stato no, il Immini- presidente, Immini- è De mi sono Gennaro. negato. Scusa. Non sbaglio mica, Immini- io le no, robe le certo, so. Immini- De il Gennaro ministro è quello delle che ha arrestato Totò Riina, che Sì, voglio dire, ma ed nel è stato capitale è quello- entrato il Ministero dell'Interno. Vabbè, ma non è quello, non è stato no. salvato perché c'era De Gennaro, poi De Gennaro è arrivato dopo, perché aveva una dimensione più bassa, perché la vera causa del fallimento di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca è che a un certo punto, governo Renzi, ma non è colpa del governo Renzi, si decise che oltre una certa soglia, oltre una certa dimensione, la vigilanza passava a BCE e sotto una certa soglia la vigilanza passava anzi rimaneva alla Banca d'Italia. Banca d'Italia conosceva le magagne, le aveva sempre lasciate lì perché conosceva tante cose che sono state dette in particolare da Cavallari e sapeva che quindi aveva un occhio di riguardo perché sapeva che c'avevamo un'economia che è quella che è, sapeva che c'era la Banca Popolare di Bari che era messa 100 volte peggio della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, quindi il fatto di essere sotto l'asticella ha salvato Banca Popolare di Bari. Banca Popolare di Bari ha oggi l'azione che vale il 10% di quella che aveva quando è partita la crisi. Vicenza invece ha zero. Le obbligazioni della Banca Popolare di Bari non hanno mai avuto nessun problema e sono state pagate, invece i nostri obbligazionisti sono dovuti insinuare nel FIR. Quindi il problema vero è che qui poi c'è stata anche malagestio, perché quando troviamo che il capitale sociale, il patrimonio era costruito acquistando fondi lussemburghesi che poi compravano le azioni, capite? Quello è un reato di dimensioni gravissime e quindi e quella è bancarotta, poi andremo a vedere, ma a Vicenza è stato trovato anche questo, quindi da questo punto di vista non veniamo a dire che non ci fosse malagestio, c'era anche malagestio, ma non era solo malagestio, cioè c'era un sistema che non poteva più. È chiaro che quelle azioni continuavano a crescere, ma chiunque aveva un po' di competenza in materia finanziaria capiva bene che prima o dopo arrivava la crisi, perché le crisi sono cicliche, cioè prima si va su, poi si va giù, poi si va su, poi si va giù. Quindi l'errore, ripeto, è stato quello di lasciar credere ai vicentini che quelle fossero azioni che non avrebbero mai subito nessun tracollo, e invece quando arriva la bufera del subprime, prima o dopo travolge tutto, e quindi così come gli immobili sono andati giù, così come tante aziende sono fallite per effetto di un meccanismo che è quello dell'economia capitalista, succede questo. Veniamo per sintesi. Diciamo un po' così, passiamo lì, poi Sì, no, vabbè, però adesso parliamo un attimino. Sì. Dopo ti do anche uno scoop. Dopo ti do anche uno scoop che è quello che atteso. Una atteso. cortesia, su una cosa, perché purtroppo io sono un po' un elefante, non so memoria. Tutto giusto, però quando ha detto prima Schiavone, il sistema ha fatto fallire anche Banca Etruria, che era piccola ma quotata in borsa. Quindi questo teorema c'ha qualche laguna. Però, no, ho capito, ma non è quello il problema. No, il problema è quello. No, non è quello il problema. È scusa, fallita anche. facciamo come Ma io no, ma non scusa, adesso ti preciso. ma su no, questo. una cosa te che per i ragazzi. I ragazzi. Ma io non ho detto possiamo che dire il le non verità. fallimento. Non possiamo dire le non verità. Ma non è il fallimento. Allora, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti. Allora, tutte queste non erano quotate. Sono state L'unica che era stata quotata è sono state Etruria. fatte fallire perché le hanno commissariate da un giorno all'altro e hanno imposto. Un attimo, scusa. Siccome lei è molto attento, lo del lei perché incontra il pubblico, ci diamo del tu sempre, ma allora il commissario, e poi dopo tutti sono assolti, ha imposto a quelle banche di mettere a bilancio i loro crediti in sofferenza al 17,5%. Faccio computer perché dobbiamo capirlo con loro intendo gli ascoltatori, chi sta qui e chi lo ascolterà. Mentre il parametro tipico prima, le sofferenze quelle vengono messe a patrimonio al 40%, cosa vuol dire? Ho un credito a rischio 100, io metto che 60 le perdo, 40 dico Ma che e sono chi è buoni. stato a imporre Aspetta, quel dato? È il sistema, chiamiamolo sistema. BCE, Fammi erano no, sulla soglia. non c'era ancora BCE, BCE? non c'era No, BCE. è BCE. No, le rilegare il libro che abbiamo scritto. Allora, no, non dice, allora,
io non intervengo mai, ma non possiamo dire cose che non sono corrette. Guarda che Banca Etruria è fallita posso insieme posso alle completare un nostre. secondo? No, prima è stata fatta fallire. Stava per fallire. No, è stata fatta fallire prima, quando No. Banca Etruria, sono documenti, senatore. Allora, Banca Etruria SPA è stata fatta fallire insieme alle altre 3 banche, imponendo che mettessero a patrimonio i crediti di sofferenza al 17,5% invece che il 40%. Se in quella data Intesa o Unicredit, tanto per non far nomi, avessero messo i loro rischi al 17,5%, sarebbero falliti anche loro. Allora, sono state commissariate perché hanno rifiutato di essere acquisite da Banca Popolare di Vicenza e allora il sistema le ha mannaiate. Quindi questo è un dato, è storia. E Popolare di Etruria era quotata in borsa. Cioè questo è, chiedo scusa perché poi in questa storia ci sono tantissime cose da raccontare. Però quando si parla di sistema, il sistema è quello che ha fatto fallire C'era già quattro banche. BCE lì, c'era già BCE. No, quando è fallita Banca Etruria prima. Soltanto che il sistema, la politica si è imbizzarrita qui colpa anche dei giornalisti che si sono, bisogna parlare anche a Pelletti, i giornalisti si sono accaniti su Banca Etruria, dico giornalisti così non creiamo equivoci, perché faceva più scandalo che una ministra all'epoca Boschi, che comunque secondo me doveva dimettersi perché aveva dichiarato il non vero. La Boschi dichiarò: non mi sono mai occupata di Banca Etruria perché il padre era vicepresidente. Allora secondo me in Inghilterra uno per dire una bugia si dimette, quindi la Boschi doveva dimettersi per questo fatto, ma non perché la Boschi si fosse interessata di una banca, perché tutti i ministri Del Rio e altri ministri di centrodestra cioè, si interessano delle banche del territorio. Però faccia finire, scusi un secondo. Però siccome la Boschi, parlo dei giornalisti, siccome la Boschi faceva notizia, non hanno parlato di Banca Etruria che stava messa bene, hanno parlato degli inghippi del potere politico. Prego. Dico che comunque Banca Etruria è stata fallire nel periodo in cui è entrata in vigore la BCE. Cioè noi abbiamo abbiamo deciso che oltre una certa soglia i parametri delle banche erano quelli di BCE. Non stavo sotto controllo della BCE. Sì, Vabbè, sì, andiamo avanti. vai. Non è vero purtroppo, vai, andiamo avanti. Comunque, Banca stavo Etruria era dicendo, piccola, adesso era vediamo. piccola. Non rientrava nel controllo Ma di sì, BCE. ma tutte quelle quotate Non rientrava nel Adesso controllo ma di sì, BCE. ma faccio le io il quotate. moderatore, non si interrompe. Le quotate sono tutte sotto BCE, sono solo quelle non quotate e sotto soglia che sono rimaste a Banca d'Italia. Tutto è andato per la Banca Etruria d'Italia. era quotata, quindi non è con BCE. Era BCE, Ripeto. era BCE. Comunque non importa, questo è un dettaglio. Comunque veniamo invece al fondo indennizzo risparmiatori e a quello sul quale mi pare che anche il libro si voglia occupare. Il fondo indennizzo risparmiatori sappiamo come è funzionato, sappiamo che rispetto ad altre soluzioni che erano state ipotizzate prima aveva il vantaggio che riguardava tutti, mentre prima si faceva un caso per caso, può essere giusto o sbagliato, è stata fatta una valutazione politica di cercare di aiutare tutti. Adesso quali sono lo stato dell'arte? Lo stato dell'arte è che il Fondo Indennizzo Risparmiatori ha garantito agli obbligazionisti il 95% e agli azionisti il 30% del prezzo di acquisto. Recentemente, per mezzo di un'iniziativa parlamentare di cui sono stato primo firmatario e protagonista, siamo riusciti a portare dal 30% al 40% l'indennizzo e credo che sia questo un risultato io dico straordinario. Riconosciuto. No, perché guardate, dobbiamo ognuno deve capire in che epoca sta vivendo, quali sono i problemi del paese, quali sono i problemi dell'Europa e quali sono i problemi del mondo. Allora, considerare che quest'anno siamo riusciti a portare dal 30 al 40%, io lo giudico un dato straordinario. E quindi prendiamo atto. Con tutte le premesse, certo. Cioè, no, nel senso che le bollette, l'Ucraina, con la la storia che c'era prima guerra, è stato un successo. quello che viviamo in questi giorni, in queste ore, in questi anni, le difficoltà che ha il governo a far quadrare i conti per chiudere una legge di bilancio che quest'anno sia compatibile con gli obblighi che abbiamo nel mondo, l'Europa, eccetera, garantire
dello spread, tutte quelle cose. Quindi è un risultato, io giudico, straordinario essere riusciti a portarla a 30-40. Do uno scoop che ho realizzato proprio mezz'oretta fa, un'ora fa, prima di venire qua, che è quello che ci interessa. Dalla settimana prossima partono i bonifici per il 10% in più, l'operazione dovrebbe chiudersi entro fine anno, così mi hanno appena garantito dal gabinetto del ministro Giorgetti, quindi questo è una cosa in anticipo che diamo qui stasera, in modo che È molto importante. si possa so che c'era molta È molto attesa, diciamo che importante. sono in questi mesi, Si vede? Scoop. in questi mesi, settimane, tanti, sia nei messaggini, sia le mail, eccetera, mi hanno È chiesto importante, sì, sì. di perché fanno comodo Sono questi soldi, soldi, sono soldini, tanti sì. pochi, dipende chi. Rimangono due questioni in sospeso, o meglio una l'abbiamo risolta, cioè nel senso che ci sono le domande. Allora, premesso che il 31 ottobre è decorso, la commissione tecnica chiude, possibilità di modificare la normativa primaria non ce ne sono, e quindi su questo no. Rimane il problema delle domande. Le rimanenze è un altro problema che vedremo dopo, ma non è un problema almeno per il momento. Il problema che rimane, a mio giudizio, sono le domande respinte o accolte parzialmente. Rigetti totali o parziali. Allora, un primo risultato l'abbiamo ottenuto, vedo qui il mio amico Lorenzo Di Gou seduto in ultima fila che mi assillava sul punto, l'abbiamo ottenuto, è stato dato parere favorevole nella mille proroghe a un ordine del giorno a mia prima firma che prevede il problema di sanare gli errori formali. Quindi chi magari è scritto che aveva 100 azioni in realtà ne aveva 1000, non era stato consentito dal sistema di modificare questa cosa, invece adesso verrà consentito di modificare errori formali. Rimane tutta la questione delle domande respinte in tutto e in parte. Qui io un po' dissento dal professor Bettiol, cioè lui ha detto se questi qua hanno voluto fare i furbi, chi se ne frega, perché il problema vero, la gran parte di queste domande, 4.000 più o meno abbondanti che ci sono, 4.800. sì, che riguarda il fatto che loro hanno fatto la richiesta come forfettari, dicendo che non avevano reddito o non avevano il patrimonio, in realtà avevano reddito e patrimonio, scoperti, sono stati cassati del tutto. Io sono un po' più benevolo, tenuto conto che la capienza del fondo è più che adeguata, se hanno i requisiti anche per avere non il forfettario ma l'ordinario, perché no, non dargli i soldi? Perché c'è un reato di mezzo. Perché c'è un reato di mezzo. Io ripeto, sono meno rigoroso. Anche i 5 Stelle sono sempre molto rigorosi. C'è un reato, quindi in genere... Facciamo parlare Va bene. anche- facciamo No, parlare anche ma loro, io dopo, vabbè, lasciami finire, perché cioè, mi pare che quello che ne sa di più di tutti in questa sono io. E quindi allora dico che io personalmente sto lavorando col governo, però non so se riuscirò ad ottenere questo aspetto, di una possibilità di avere un organo terzo imparziale che giudichi come una sorta di giudizio d'appello o di impugnazione queste domande. Però non so su questo se il governo sarà disponibile a concedere questa ulteriore chance per le domande che abbiano in particolare questo tipo di... E adesso ho chiuso. Bene, grazie Io anche per lo scoop importante, veramente. innanzitutto vi saluto tutti, buonasera Grazie di aver teso. e grazie dell'invito. Mi dispiace smentire Zanettin, perché iniziare così è anche iniziare ma sapete quanto ha messo questo governo in più sul fondo indennizzo risparmiatori? Dillo tu, Coviello. Non solo Coviello, ma Zero. Miatello. No, perché se lo dico io, Miatello, scusami. Perché se lo dico io, sembra che lo dica un rappresentante. Non ha messo del neanche Movimento una lira in più. Non ha messo neanche un centesimo in più, perché il FIR, e io sono veramente orgoglioso di questo indennizzo, è stato previsto con 1,5 miliardi di euro messo a disposizione per gli indennizzi. Attenzione, il risarcimento è una cosa diversa. Si sono chiamati indennizzi perché c'è un riconoscimento, e questo penso da tutte le forze politiche, anche da Forza Italia, che c'è stata una responsabilità della politica. Perché il caso del Popolare di Vicenza e Veneto Banca è unico.
Cioè, qui il governo Renzi non solo ha detto prendete 100 milioni, che è un po' un riconoscimento di una responsabilità, ma ha anche detto ai risparmiatori: avete subito un torto, siete vittima di una violazione di legge, problema vostro, perché la nuova banca è scudata. Quindi voi potete anche aver avuto tutti i danni che potete avere, ma non potete ricorrere in giudizio per vedere soddisfatta la vostra istanza. Perché il governo Renzi ha detto no, con la nuova società, con la nuova banca c'è uno scudo che protegge dalle eventuali richieste da parte dei risparmiatori. E questa qua è una cosa veramente che da politico io mi sento veramente in difficoltà. Scusa, perché anche lei, come fu Padoani che mise lo scudo, non Renzi. Renzi deliberò il passaggio all'SPA. No, ma se no non chiudiamo. no, Sì, ma se diciamo, se devo far capire, no, il passaggio si dopo, chiama anche la le non correzioni le facciamo attaccabilità. dopo, non interrompiamo Appunto, per perché- favore, se no E poi sembra di essere la è chiaro televisione che del se i soggetti responsabili della sorveglianza fossero stati efficaci nelle loro attività non ci saremmo trovati in queste condizioni. E da Banca d'Italia Consob, ma penso anche a chi doveva fare, ai revisori dei conti, penso al docente da Bocconi che stabiliva il prezzo delle azioni. Cioè è chiaro che c'è stato un particolar modo per quanto riguarda questi che sono enti pubblici, c'è stata una mancanza. Da qui un indennizzo. Sapete quante volte nella Repubblica Italiana ci sono stati provvedimenti di questo tipo? Prima volta nella storia della Repubblica e probabilmente anche l'ultima, lo dico a malincuore perché è stato un insieme di un riconoscimento di una responsabilità oggettiva che c'è a capo la politica e della presenza del governo Conte con il Movimento 5 Stelle, perché altrimenti secondo me non ci sarebbe mai stato nulla di questo tipo. Ripeto, 100 milioni, se considerate che erano più di 200.000 le famiglie coinvolte, poi 140.000 quelle che hanno fatto richiesta, era un'umiliazione, non era un indennizzo, anche se sembra una cifra assoluta abbastanza importante. Io volevo ringraziare il direttore Coviello, e lo dico non formalmente, ci conosciamo da tanti anni, ci pensava prima, perché a maggio del 2015, quando io e il senatore Girotto facemmo una conferenza stampa qui a Vicenza, la perquisizione a Guardia di Finanza è arrivata 4 mesi dopo. Noi facemmo una conferenza stampa per presentare un esposto che avremmo depositato da lì a poco in Procura della Repubblica, perché già molti cittadini ci rendevano partecipi di questa situazione di grande difficoltà a cedere le azioni, a vendere le quote societarie, e già si parlava di baciate all'epoca, però era un momento in cui non si potevano neppure pronunciare la parola Zonin o Banca Popolare di Vicenza. Era un momento in cui la politica non si occupava di questo. E se si occupava per legittimare la dirigenza di Veneto Banca del Popolare di Vicenza. Per fare il contrario, io mi ricordo Zaia quando diceva giù le mani a Banca d'Italia, giù le mani da Veneto Banca, fuori Banca d'Italia da Veneto Banca. Ebbene, quella conferenza stampa è particolarmente importante, la cito non a caso, perché a distanza di qualche anno, alla domanda secca, procuratore capo di Vicenza, Cappelleri, quando gli chiesero ma com'è partita l'inchiesta sul Popolare di Vicenza e Veneto Banca? Diede una risposta secca. Dall'esposto che avevamo presentato in quella conferenza stampa e l'altro esposto, immagino Adusbef, non ricordo esattamente, l'associazione di consumatori e di risparmiatori tradito, oppure nel 2008 l'abbiamo fatto. Sì. Poi è chiaro quelli. Sì. Pensate che razza di valanga che si è creata da lì ai mesi successivi. Ora, io ho letto il libro e faccio una considerazione molto breve, non è il merito, credo che sia molto interessante, non avevo letto questo colloquio, lo trovo molto interessante, vedo che c'è conflitto tra la figura apicale del Popolare di Vicenza e Veneto Banca in questo momento. Ci sono sospetti reciproci, ci sono accuse reciproche, però viene detta una cosa che io condividevo all'epoca e condivido tuttora adesso. Da Trinca dice no, questa fusione tra Popolare di Vicenza e Veneto Banca è contraria agli interessi industriali.
è contraria agli interessi degli azionisti dell'assemblea, è contraria agli interessi dei colleghi e addirittura del territorio. E d'altra parte erano due banche che operavano nello stesso territorio, nelle stesse città in concorrenza diretta, nelle stesse strade e nelle stesse piazze. Come avrebbero potuto sfruttare da un punto di vista industriale questa fusione? Ha senso una fusione fra realtà che sono magari su territori diversi o che si occupano di segmenti di mercato diverso. Sarebbe stato invece probabilmente viatico per la chiusura degli sportelli, cosa che poi è avvenuta, e per i licenziamenti. Però anche lì stranamente molti politici presero una posizione molto secca perché ci fosse quella fusione che veramente non si riusciva a comprendere. Io stesso non riesco a comprendere. Non è chiaro perché Barbagallo inizialmente pare evidentemente spingere in quella direzione e poi fare retromarcia. Probabilmente per tutelare l'immagine di un'istituzione così importante come Banca d'Italia. La tutela dell'immagine della Banca d'Italia doveva essere fare dei controlli più efficaci per evitare che una situazione del genere possa succedere, perché se sono due banche che da oggi a domani si trovano con il capitale sociale azzerato, evidentemente questi controlli non sono stati fatti e sono stati fatti non erano all'altezza di come avrebbero dovuto essere. Detto questo, ci sono state due sentenze, tutte e due di condanna qui a Vicenza. Quindi ci sono stati già acclarati dei fatti, perché non è una sentenza passata ancora in definitivo, forse addirittura scatterà la prescrizione. C'è il 14 dicembre, c'è la Cassazione per Popolare di Vicenza e poi però non si sa quando c'è quella della banca. La prescrizione è già scattata per un paio di reati. Sì, infatti già hanno dimezzato le pene. Resta l'ostacolo alle Per me funzioni bisogna di dire vigilanza. che finché noi siamo qui in Parlamento si sta discutendo di una nuova proposta per ridurre ulteriormente i termini della prescrizione, non c'entra assolutamente nulla con il libro di Coviello. Tutti sanno che in Cassazione non si prescrive niente. È importante che si sappia perché più corti sono i termini di prescrizione, più ingolfiamo le aule dei tribunali, perché l'obiettivo di chi viene chiamato in giudizio sarà quello di portarla a lunga e di fare ricorso su ricorso per arrivare alla prescrizione, non per arrivare alla sentenza. Non ci sarà ricorso ai riti alternativi, cioè il patteggiamento, eccetera, perché comunque c'è la prescrizione, quindi vado avanti, vado incontro alla prescrizione, non Scusa, alla facciamo chiusura. parlare, se no c'è la voce di fondo, non si capisce. E questo per rendervi partecipi, visto che c'è un dibattito in corso in questi giorni in Parlamento che è molto importante. Concludo con una considerazione. E io credo che molto si sappia adesso delle cause che hanno portato a questo crack. Molto lo sappiamo dal dibattimento, dal procedimento, bello il QR code che permette di scaricare tutti i documenti che sono diciamo relativi al procedimento. C'è però un aspetto che non è stato toccato. Non è stato toccato nelle aule dei tribunali e non è stato toccato dalle commissioni che si sono occupate dei crack delle Popolari Vicenza Veneto Banca e delle altre banche. Ed è il rapporto tra la mala gestione dei vertici della banca e la politica. È evidente che ci sia stata una mancanza non c'è stato un allarme della politica, è scoppiato il finimondo come se non ci si fosse accorti di nulla e questo è durato per anni. Anzi, la corsa era quella di legittimare i vertici, in questo momento devono rispondere appunto di precise responsabilità. I soldi non spariscono, non si sono bruciati, i soldi passano da una tasca ad un'altra. E se andiamo a vedere, perché possiamo parlare della BCE, possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, ma alla fine la sfilza di aziende che non hanno ripagato i loro crediti è lunghissima. E qui non ci sono i debiti di 10.000 euro, di 20.000 euro, di 50.000 euro, sono debiti di milioni di euro. E perché non sono stati incassati? Io ho una piccola attività, anch'io sono stato in banca a chiedere, prima di ricevere questo mandato elettorale, di chiedere un credito. E nonostante un portafoglio d'ordini e clienti che da anni pagano regolarmente,
è stato chiesto di ipotecare la casa. Però per molti imprenditori qui in Veneto è stato relativamente facile avere milioni di euro che poi non hanno ripagato. Quanti di questi hanno finanziato la politica? Quanti di questi hanno finanziato le campagne elettorali dei politici? Questa è una domanda a cui dovrebbe rispondere la Commissione d'inchiesta sulle banche. Perché allora noi abbiamo dei dirigenti di questi istituti bancari, quando erano ancora con la forma cooperativa, che necessitavano un consenso di migliaia di proprietari di quote, di azionisti, chiamiamoli così. Quindi avevano bisogno del supporto della politica. Abbiamo imprenditori che avevano bisogno chiaramente di finanziare le proprie attività, ma magari non avevano le garanzie da presentare, ma avevano magari qualche politica per la sponsorizzazione. E poi avevamo la politica che vive di denaro, di finanziamento pubblico, di finanziamento anche da parte degli imprenditori. Ecco, rispetto a questo che potrebbe essere evidentemente una spiegazione di quello che è avvenuto, purtroppo ancora adesso non è stata fatta chiara luce. Per me il mio impegno, per quanto possibile, se riusciremo a far ripartire la Commissione d'inchiesta sulle banche, è che venga fatta luce proprio rispetto a questo aspetto. Grazie, un attimo. Allora, noi chiudiamo la parte che ci riguarda, ovviamente adesso apriamo al dibattito le domande che possono essere fatte. Tutto questo per dire che molto utilmente il libro sintetizza e riporta dei documenti che aiuta, noi abbiamo anche noi le opinioni probabilmente non coincidenti, soprattutto sulle cause. È giusto che sia così. Io sono convinto, ancora ripeto, non lo posso dimostrare in questo, che il sistema, e per sistema intendo quello che sta al di fuori della gestione delle banche, abbia una responsabilità enorme. Io sono convinto che le procure della Repubblica abbiano avuto, alcuni in particolare, molta responsabilità nel non capire e non ricercare effettivamente i veri responsabili. Ho cercato prima, non avevo tempo di spiegare e di farvi capire come mai la Procura di Roma ha avuto interesse per il fallimento di Veneto Banca, come mai, chissà perché. Allora c'era Pignatone che adesso il Vaticano e Barbagallo è lì. Pignatone era il presidente, Pignatone era il procuratore della Repubblica di Roma, quella che veniva una volta definita il porto delle nebbie, no? Ed è diventato tanto per capire. il presidente del Tribunale del Vaticano. Il responsabile della vigilanza di Banca d'Italia, Barbagallo, è stato analogo incarico in Vaticano. Ed è il presidente ha lo stesso ruolo in Vaticano. Ecco, allora voglio dire, il parcheggio della competenza per Veneto Banca a Roma ha una spiegazione, secondo me sì. Non ho tempo per spiegarlo. No, secondo me sì, dico la mia opinione. Ma voglio dire, la Procura di Roma ha avuto la possibilità di fare un semilavorato, ha nominato un consulente tecnico che è venuto qui e credo che abbia fatto quel che ha fatto, ma se non, io lo so quel che ha fatto, e voglio dire, e quindi ha avuto la possibilità la Procura di Roma di controllare fin dall'inizio l'insorgenza di della procedura. Non voglio dire altro. Sulle cause, io voglio anche però fare se mi sia consentito dire, le banche popolari avevano come connotazione il voto capitario, anacronistico, ha detto il senatore Zanettin, ha ragione, però perché il voto capitario? Perché evitava la grande speculazione, bisogna dire anche questo. È durato il sistema 130 anni delle banche popolari, perché evita la speculazione, perché un soggetto che vuole fare una speculazione sulla banca, il suo
voto in assemblea vale come quello della signora Maria che ha 10 azioni, tanto per dire. Quindi il sistema delle banche popolari era un sistema che era stato pensato e che aveva funzionato bene anche. È stato smantellato con un decreto legge, un provvedimento d'urgenza fatto con e con il voto di fiducia al Senato, tanto per capire. È stato un sistema che dura 130 anni, viene smantellato con un decreto legge. Allora, a me pare che questa sia un'anomalia addebitabile al sistema. Non ho il tempo di dire altre cose perché forse bisogna dare spazio anche a voi. Quindi io vi ringrazio per la presenza, suggerisco a tutti di farsi un proprio convincimento su tutto quello che è accaduto, che è molto grave. Lo stesso nostro dissenso vale a sottolineare proprio la gravità che sia potuto accadere un fatto del genere, ripeto, più grave del crack della Parmalat, tanto per dire. E ora, quindi, l'opacità che sta a monte la potete anche voi risolvere avendo una cognizione diretta di quel che è una riflessione su quel che è avvenuto. Bene, grazie e buonasera Grazie a voi. Buonasera. Soprattutto su questi.